Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo a Imola per il Gran Premio di San Marino, 12 giri, pole position ancora di Mika Hakkinen, Ralf Schumacher, Kuta e Frentzen, grande Frentzen, noi quinti e sesti, Ferrari in difficoltà, veramente incredibile. È prevista pioggia ma dopo la mezz'ora, quindi teoricamente siamo fuori dal rischio, ecco, pioggia, però qualifiche un po' umidicce. Vai raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Pop, pip, pap, pep. Clutch out, we're Go, green. go, go, Gran Premio di Imola. Devo subito superare Barry Uccello. You have P5, P5. Grande partenza, Fourth grande position, scatto. you're in fourth position. Lungo, lungo, lungo. You've dropped down into P2, try and take first back. No, vabbè, qua è You're leading the veramente pack, P1. una delle più grandi partenze della storia della Formula 1, ragazzi. 5 posizioni recuperate in una curva, praticamente. Pulitissimo veneziano, pulitissimo. E adesso vediamo se abbiamo il ritmo per andare a vincerla. Quest'anno potrebbe essere finalmente la grande sfida Kume Schumi Hakkinen. La pioggia è prevista dopo mezz'ora, quindi siamo iper tranquilli. Devo fare l'errore di Interlagos perché veramente erano fondamentali quei 6 punti che abbiamo perso in maniera atrocissima. E Hakkinen è molto vicino. Primo giro andato. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Ma dov'è Barrichello, ragazzi? Mi servono... No, no, Barrichello. Mi servono i punti costruttori, però... Vola, Michael, vola. Sarà una gara lunga, eterna. Lo vedo Hakkinen 9 secondi, 9,7 decimi. Sono teso, ragazzi, sono iper teso. Altro giro completato, 10 laps remaining. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Barrichello vergognoso, però, eh. Devo costruirmi un piccolo vantaggio come a Melbourne. No? Mamma mia. Sette da qua perdo un po'. Mamma mia. Yellow flag, yellow flag.
Jean Alesi. Vicinissimo adesso Mika. Vicinissimo Hakkinen. Comunque le Sauber non c'erano proprio perché in Brasile, a causa della perdita dell'alettone posteriore, non ha partecipato al Premio del Brasile, quindi ogni gara è veramente incredibile. Quindi probabilmente a Indianapolis nel 2005, se non lo so, non parteciperà nessuno praticamente. Incredibile, veramente come la realtà. Mod mostruose. Quanto è vicino Hakkinen. Barrichello ottavo, dai, Barrichello, madonna. Comincia a piovere. Comincia già a piovere, oddio. Speriamo bene, raga. Comincia già a piovere in quell'Imola. Yellow flag, yellow flag. Dai, come Shumi. No, eccola là. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Incredibile le cagate che faccio. È incredibile quella pista leggermente umida, subito cagata. Per Alfa 7 secondi, stiamo dominando io e Hakkinen, ma perdere sta vittoria sei proprio da polli. Ma porca, vedi, mi manca ancora quella precisione continua. Frentzen è comunque penultimo. È pazzesco. Sono ancora poco costante. Non sembra vero da Hakkinen essere il primo regalata a noi la posizione. La prossima è anche Silverstone, non gara favorevole per noi. Il cume a caccia. Dai che possiamo riprenderlo. Sta pioggerellina rompe i cones. Dai che stiamo guadagnando, dai. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Dai fastest, dai fastest. Dai che ce lo andiamo a riprendere. Dai che ci riprendiamo la first position. Dai che abbiamo più ritmo di Mika. Grande You're leading the Kume. pack. P1.
Grandissimo sorpasso e silenzio, mica. Silenzio. Adesso però non posso più sbagliare. Ecco, appena detto. Inchiodata qua, inchiodata. Mi sono salvato però. Hakkinen prova l'esternazzo. You're leading the pack, P1. Mamma mia che lotta con Hakkinen. Ancora, ma la pista è umida. You've dropped down into In P2. quel Try and punto, take first ragazzi, back, a push for mio the win. parere la pista è un po' umida. Che lotta con Mika. Mamma mia che sfida con Hakkinen, raga. 2 volte primo, 2 volte sbaglio in quella cazzo di curva. E l'Alfa ha recuperato 2 secondi, sta sfruttando la bagarre di Kume e Hakkinen. Questo però è il punto You're migliore leading the per noi. pack, P1. Per sorpassare su sveglia, però Kume basta perdere sta first position. Che lotta tra Shume Kume e Hakkinen. Dai, che abbiamo passo per andare via. Manca ancora tanto però. 4 laps remaining. Pioggia leggera ma pista leggermente umida. Uno e uno di vantaggio, ma non guardiamo il vantaggio. Occhio. Mamma mia. Occhio. Tre giri ormai, 3 giri alla fine. In testa alla corsa. Michael Schumacher. Just 3 laps to go now. 3 laps. Barrichello settimo, Rubinho settimo, portaci a casa qualche punto Rubinho. 2 secondi di vantaggio. Non è il dominio di Melbourne, ma dai, dai, dai. Non riesco a commentare tanto, ragazzi, questo gioco è troppo duro. Mi ricordo sempre che lo gioco con la tastiera. È un come che senza traiettoria ideale c'è in proporzione più forte a sto gioco, che è più difficile dei giochi di adesso, ma perché i giochi adesso fanno cagare. E 8, ho perso 2 decimi. Ritmo comunque infernale di Schumi ed Hakkinen. Questo è il punto più bastardo del circuito.
Qua ho perso tantissimo, ho perso. Two laps left. Next time by will be your final lap. 2 giri alla fine. Sta vittoria è troppo fondamentale. Dai, vecchio Kume, dai. Qua non piove più, per esempio. Che bello, cioè in un punto piove, in un punto non piove. Piove da una parte, non piove. Cioè, ragazzi. Manca solo la safety car a sto gioco. Dopo poi diventa veramente l'apoteosi. Dai, che inizia l'ultimo giro. Final lap. This is your final lap of the race. È un po' prudenti come ci sta l'ultimo giro. Uno e uno di vantaggio, dai Kume. Poche curve separano Veneziano Schumi dal secondo successo stagionale che può riproiettare il Kume in prima posizione. Però dietro c'è Akira, ragazzi, duello atrocissimo con Mika. Ok. E la Ferrari e il Kume e il Schumi vanno a vincere il Gran Premio di San Marino. Boom! Nice work, that's P1. Race sì. win. Well done. Well done, well done. E si gode, e si gode. Ragazzi, pole position per Mika Hakkinen, noi terzi, va bene. Ho fatto solo 7 giri perché, come potete vedere, non sono a Silverstone, non sono in Catalogna, perché Silverstone purtroppo mi dà un bug con le macchine bianche, mi dà la Ferrari e la bar bianca. Sinceramente guidare così mi fa cagare. Okay, ho parlato anche con il creatore della moto, dice che funziona, farà degli aggiornamenti, non capisco intanto il filo a salto perché vaffanculo. Cioè, dopo si sistema posso metterla, se no pazienza, rinviata per troppa pioggia. E niente, come terzo posto, bene, sarà una sfida con Hakkinen paurosa, secondo me, io ve lo dico. We're in Raga, anti-stall, clutch in and build some revs. Ho messo meno giri perché ho perso 3/4 d'ora per cercare di sistemare. Dai, comunque ci siamo. Clutch out, we're green. Go, go, go. Io non sono purtroppo un fenomeno nelle pole position, si vede, potevo fare la pole. L'ho persa per un decimo, pazienza. Attenzione qua. You've moved down the order into P. No, ragazzi. You've dropped down into P2. Try and take first back. No, non è You're vero. leading the pack. P1. Altra partenza fenomenale. Grande partenza, mamma mia, un Kume scatenato. Un Kume a dir poco fenomenale, che si piglia la testa, però è chiaro che deve stare attento. Eccola là. Gli errori sono sempre dietro l'angolo, purtroppo.
Non capisco questo problema. Ho provato a cambiare di tutto a Silverstone. Texture alte, che sono alte ovviamente. Ricalibrazione automatica, ricalibrazione manuale. A lui dice che funziona tutto. Non capisco. Veramente inconcepibile per lei, purtroppo qualche bug su una mod così grossa ci sta. Attenzione però ad Good job. Hakkinen. That was the fastest lap of the race so far. You've dropped down into P2. Try and take... You've dropped down into Mamma mia. P2. Try and take first back. Push for the win. Sono delle lotte mostruose con Mika. Devo stare attento, non posso certo fare danni. No! Mamma mia, ma che sfida è con Hakkinen quest'anno. Meno male che Barrichello in zona podio. Come You're sono leading the entrato? pack. P1. Ragazzi, sono entrato da fenomeno, sto guidando bene però, Stiamo guidando veramente alla grande. Un giro perfetto che lo porta dritto in pole position. Però Hakkinen è veramente vicino, attenzione. Ok. Ancora Hakkinen, mamma mia. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Giro record di David Coulthard. You've dropped down into P2. You're leading the pack. P1. Mamma mia. Ha ritardato la frenata tantissimo qua Michael Kume. Mi spiace fare 10%, raga, ma ho perso 3/4 d'ora. Cioè, per cercare di sistemare tardi. Sono stanco, quindi vaffanculo. Oggi 10% sta gara, scusate. Odio quando sono i bug. Una gara così Silverstone buggatissima. Il bug di Silverstones. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Hakkinen fenomenale oggi. Sarà un duello mostruoso con Mika. Se ne sta andando però Hakkinen forse ha più passo oggi. Forse Mika c'ha più passo. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Devo tornare a spingere qua. Guadagno molto. Questa è un po' la mia curva. Devi spingere talentissimo. Mamma mia, raga, mamma mia. E si butta ancora il Kume. No, ma questo è semplicemente il duello Prost-Senna. Questa è la Formula 1 che vogliamo. Però che ne sembra averne di più oggi, Oggi ne ha di più Michele. Ho perso Just 6 3 laps to decimi. go now. 3 laps. E sta arrivando anche Barry. Dai, dai, dai. Incredibile sto mondiale.
Non sbaglia un colpo nemica. E neanche Schumi, anche se quel secondo posto era fondamentale. Interlagos, purtroppo. Mamma mia. Le sto provando tutte, raga. Le sto provando veramente tutte per mettere pressione sul finlandese volante. Ma non ce la fo, non ce la fo. Oggi Hakkinen sembra di un altro pianeta. Hakkinen vuole il titolo irridato, lo pretende. Two laps remaining. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Mamma mia, sto rischiando il tutto per tutto. Qua però veramente è entrato molto veloce qua Hakkinen. C'è qua Schumi. Vai Schumi Kube, vai Schumi Kube. Devo stare attento, che se è chiaro che gli incidenti fanno parte del gioco, ma se sbaglio butto fuori Hakkinen e vado fuori anch'io, You're leading the pack. No, P1. no, questo non è un sorpasso, questo è un altro capolavoro. Mamma mia. È un Kume Schumi ispiratissimo. Però Hakkinen ha un passo. Speriamo non finisca con incidenti, che non mi tamponi lui soprattutto. Peccato non fare veramente il 20% in sta gara, sarebbe stato un divertimento atomico. E inizia il final lap kumendiano, il Kume ha fatto un gran giro. This is your final lap of the race. Fastest lap, attenzione. You've dropped down into ancora. P2. Try and take first back. Push for the win. Ancora Hakkinen, incredibile. Incredibile Michele, ragazzi. Incredibile Michele. Una delle gare più belle finora della carriera kumendiana. Mamma, no, vabbè, ma questa è una You've sfida tra dropped down into fenomeni. P2. Try and take first back. Push for the win. You're leading the pack. Ah, P1. lungo. You've ci dropped into credo. P3. P3. Non ci credo, ho perso anche su Barrichello. Chi troppo vuole, non la stringe. Perde la testa della classifica, sì. Ma porca trota. Chiaramente Barrichello non mi fa passare, lo stronzo. Sfida meravigliosa, ma alla fine vince Michele. Addirittura terzi noi. Tra Interlagos e Catalogna, punti pesanti, persi purtroppo. Raga, vediamo le classifiche dopo sta sfiga spagnola. Allora, Hakkinen 29, Veneziano Schumi 26, Barrichello 16, Coulthard 11, Frentzen 8, Ralf 5, Fisichella 4, Zonta 3, Verstappen 2, Jarno Trulli 2. Siamo là, bellissimo mondiale, però potevo fare quei punti in più per avere ancora il primo posto. Costruttori stupenda, 40-40, Jordan 10, poi via tutte le altre. Tutte e due vittorie, Schumi e Hakkinen, solo noi vinciamo. E le pole invece Hakkinen domina con 3 contro le 1 di Schumi Kube. Raga, ho salutato il comandante veneziano, vediamo di risolvere il problema di Silverstone, speriamo di non averlo in altre gare ovviamente. Ciao!